Due squadre e un solo obiettivo, quello di arrivare fino in fondo in questa competizione. Si sfidano oggi Akragas SLP contro Orlandina. Ci prova subito l'Orlandina con Jukulano che mette un cross subito al centro dell'area, ma il gol viene annullato per posizione di offside da parte di un giocatore dell'Orlandina. Quindi gol annullato, risultato che rimane sullo 0-0. Successivamente ci riprova l'Akragas con un traversone di Yama che viene respinto dalla retroguardia della formazione messinese. Ci riprova Gatto con una conclusione, pallone che rimane lì tra un errore e l'altro, ma pallone che finisce sul fondo. Conclusione di Yama con una delle sue giocate sinistro che finisce sul fondo, che non impensierisce Caserta. Altro corner, l'arbitro fa molta prevenzione prima di far battere questo piazzato. Parte Yama con questo traversone che viene respinto da Caserta. Duello aereo con Gatto che finisce per terra, però intanto il gioco prosegue. Partita fin qui molto intensa, molto combattuta tra le due squadre. Un'altra occasione per l'Akragas con il traversone di Yama che trova lo stacco da terra di Cipolla che colpisce il pallone con la testa e manda l'Akragas in vantaggio sul risultato di 1-0 al 38esimo del primo tempo. Akragas in vantaggio grazie al gol del capitano Alfonso Cipolla. Gran gol del capitano e soprattutto grande assist dell'argentino. Nella ripresa si fa sentire l'Akragas con Marrone che scarica verso Gatto, conclusione che non fa impensierire particolarmente Caserta. Stavolta l'Orlandina con il corner trova il gol del momentaneo pareggio, niente da fare per Manna che prova a respingere ma sulla ribattuta trova Venuto al 50esimo del secondo tempo che firma il momentaneo pareggio della sua squadra 1-1 Akragas Orlandina. Adesso l'Akragas deve recuperare il vantaggio, ci prova con qualche traversone al 57esimo, conclusione da fuori di Gatto, non era nemmeno male la soluzione dalla distanza, respinge a Caserta, ma Silvio Tripoli sbaglia veramente, la conclusione è ravvicinata, un gol facilissimo, ancora 1-1, mentre al 65esimo ci prova Yama con una conclusione fantastica che sorprende sia la difesa sia Caserta. 2-1 Akragas. Caserta che non riesce a intervenire in tempo. Traversone di Yama respinto da Caserta. Tripoli ci prova a concludere ma fa più un traversone e poi pallone fuori. Venuti ci prova dalla distanza, conclusione che non fa particolarmente impensierire Manna. Altra conclusione a giro di Jukulano, ma giocatore dell'Akragas che finisce a terra, l'arbitro interrompe il gioco. L'altro gol dell'Akragas di Ten Lopez che controlla di petto e fa una grandissima finalizzazione a tu per tu con Caserta, risultato all'82esimo di 3-1 contropiede dell'Akragas. Stop di petto di Ten Lopez e grandissima finalizzazione da parte dell'argentino che ci mostra una delle sue doti principali, quella della finalizzazione. Akragas 3, Orlandina 1, 82esimo del secondo tempo. Adesso l'Akragas deve mantenere questo risultato anche nel match di ritorno a Capodorlando. Ci riprova Yama, vuole provare la conclusione ma non ci riesce, preferisce mettere un altro traversone in mezzo, respinta che trova Ten Lopez che vuole provare la conclusione ma sul fondo niente da fare.